Vendevo dopo su Facebook il video. e non posso mai niente, però è vero. Madonna, per vedere ora l'importante è che la politica è bella e anche da qualche parte. anche a fatica adesso ci si sente, spero che si senta. Idea.
Perché il partito dell'IMO quindi sia pensa correttamente l'unico quindi che Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e passo la parola al segretario per l'appello. Prioritam, Volorian, Tuso Alessandro, Boato Giuseppe, Comisso Giovanni, Martesano Rocco, Barbaro Riccardo, Bortolussi Filippo, Manzano Lorenza, Samassia Cristo, Roma Saro Andrea, Capiotto Giacomo, ciao. Signoro Carlo, Conte Rosanna, Gerardo Tamara, Barbara Marco, Zedanda Berga, Vittorio. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. I consiglieri hanno interrogazioni e interpellanze da presentare? No.
Lascio la parola al sindaco allora che risponde all'interrogazione avente ad oggetto la delibera di giunta numero 189, Comune di Carle, Rossi Mario Pietro e Popoli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La ditta Rossi Mario Pietro ha presentato in data 29 dicembre 1999 il protocollo numero 46.154/5395, domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a uso artigianale da erigersi sul lodo numero 2 del comparto di 2/C, strada Sansonense a Foglio 42, Lupale 1467 porzione, l'area dedicata a zona di 2 artigianati servizi in base al piano di interventi. Ha dedicato inoltre all'interno di un piano urbanistico attuativo denominato assistenza nautica Vito, il quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad utilizzare numero 32 del 1992 in data 19 gennaio 32/92 in data 19 gennaio 1999. Va fatto rilevare che l'articolo 4 delle norme tecniche del piano attuativo consente, difformemente da quanto stabilito dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del piano degli interventi ex piano regolatore, anche la collocazione di strutture industriali produttive. Lo stesso risulta dalla variante del piano attuativo concesso al atto numero 86 del 2004, 86/04 del 10 luglio 2007. Il capannome quindi, come si evince dalla relazione allegata al progetto e dagli elaborati grafici, è destinato a uso artigianale, uffici, depositi automezzi e attività di produzione di betonaggio. È in contrasto con la destinazione ammessa per le zone adibite all'artigianato di servizio. Parimenti, anche le destinazioni presenti del piano attuativo non sono ammissibili, in quanto in contrasto con quelle consentite dal piano degli interventi. In data 2 marzo 2000 è stato espresso parere favorevole con prescrizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'US 10 Veneto Orientale. In data 4 aprile del 2000 è stato espresso parere favorevole da parte dell'Ufficio Edilizia Privata e condizionato da parte della Commissione Edilizia Integrata. È stata poi rilasciata l'autorizzazione paesaggistica numero 594 in data 11 aprile 2000. Il progetto ha ricevuto parere favorevole, pure condizionato, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 27 settembre 2000. In data 12 settembre 2000 è stata rilasciata la concessione edilizia numero 81 2000 con alcune prescrizioni. I lavori risultano essere iniziati in data 5 marzo 2001. In data 11 agosto 2001 la ditta Rossi Mario Pietro ha presentato istanza di variante in corso d'opera. Anche questo progetto ha ricevuto il parere favorevole da parte del settore servizi tecnici, da parte della LUS 10, da parte dell'edilizia privata e da parte della Commissione edilizia. In data 13 febbraio 2009 è stata rilasciata la del capannone con le destinazioni sentite con gli atti di qui sopra. Appare quindi evidente che sia il piano attuativo approvato e i permessi edilizi per la costruzione del capannone da destinarsi alla produzione di calcestruzzo sono in contrasto con le norme del piano regolatore. Confrontare l'articolo 18, zone per attività commerciali, direzionali e per l'artigianato di servizio e quindi non legittimi. Con nota 18 marzo 2006, protocollo numero 23.686, la città metropolitana di Venezia ha convocato a mezzo suo questo ufficio comunale a una conferenza di servizi ai sensi del DPR numero 59/2013, articolo 4,7 e della legge 241/90, articolo 14, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di ambientale. In particolare veniva richiesto a questi uffici di verificare la conformità dell'intervento con quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale, con particolare riguardo al rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e ambientali. Con nota 10.677 del 1 aprile 2016 l'ufficio ha richiesto lo spostamento della data della conferenza al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti. In data 4 aprile 2016 la città metropolitana ha aggiornato la convocazione della conferenza il 18 aprile 2016. Nel corso della conferenza 18 aprile 2016 il rappresentante del Comune ha evidenziato che la realizzazione dell'impianto di betonaggio si pone in contrasto con la destinazione di zona di 2 prevista dallo strumento urbanistico generale. Altresì fatto notare che l'attività rientra tra le industrie in saldo di prima classe ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994. Quanto espresso è stato riportato nel verbale della conferenza di servizi da parte della città metropolitana
Il verbale è stato trasmesso alla ditta che lo ha impegnato presso il TAR del Veneto. Siamo quindi di fronte a un contrastante atteggiamento da parte degli uffici comunali, peraltro in una situazione che a norma della legge 124 del 2015, che ha introdotto l'articolo 21 nomies della legge 241 del 90, stabilisce che l'annullamento in autotutela degli atti illegittimi va fatto entro il limite temporale comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione. È stata quindi valutata la situazione sotto il profilo generale, tenendo conto dello stato di fatto del molto tempo trascorso, 17 anni, e del cospicuo profilo risarcitorio che potrebbe derivare al Comune, decidendo quindi al pari di altri casi registratisi negli ultimi anni di non costituirsi, lasciando la remissione della decisione al giudice amministrativo. A seconda di quanto risulta agli uffici comunali, ad oggi la questione non è stata portata all'attenzione del giudice. Va ricordato infine che il ricorso ad oggi notificato interessato il verbale della conferenza dei servizi del 18 aprile 2016 della città metropolitana. Poiché è stata convocata una nuova conferenza in data 5 settembre 2016 ed è stato espresso analogamente alla precedente il rigetto all'attivazione dell'impianto di betonaggio, non si sa se la ditta impugnerà anche quest'ultimo verbale per la quale ancora è in termini. Grazie. Ci sono interventi? No. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Situazione dell'OGD DMO Città di Caule. Prima di aprire la discussione, invito i consiglieri a mantenere la discussione sull'argomento per il quale è stata presentata la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, senza sconfinare su altre questioni non inerenti ed escludendo qualsiasi riferimento alla sfera personale. Grazie. Apriamo la discussione. Capogruppo Favaro. Sì, grazie Presidente. Allora, per riportare aprire la discussione, ritengo sia utile, se mi è concesso, rileggere la relazione illustrativa che avevamo presentato, così da poter, diciamo, dare avvio a introdurre l'argomento. Allora, abbiamo recentemente appreso dalla stampa che il dottor Alex Kronfeld, il professionista chiamato a traghettare cause mainstream del turismo, ha rinunciato al suo incarico. La stampa così scriveva: impossibilità dell'ex manager di poter contare su un reale portafoglio economico oltre che al disinteressato e latitante ruolo dell'amministrazione comunale e quindi del sindaco in quanto presidente della DMO nei confronti del suo lavoro e della stessa organizzazione. Questo si leggeva sulla Nuova Venezia. Considerato che l'accusa del professionista è precisa, riteniamo importante che il Consiglio Comunale sia informato sui motivi reali e concreti che hanno spinto a questa decisione dopo pochi mesi, pure il secondo dei due professionisti chiamati nella nostra città per sviluppare un lavoro da qui al 2020 per il bene di Caule e del suo entroterra. Eppure si è cominciato a vedere diversi risultati positivi in questo lavoro. Si è passati dal leggere 2 anni fa Caule citata sul Fatto Quotidiano per i tristi fatti legati alla mafia, a ritrovarla pochi mesi fa su Vanity Fair o Donna Moderna e promuovere un evento come la Scuola del Viaggio, atterrato a Caule proprio grazie al lavoro svolto dal Comune, dal Consorzio e dalla DMO. Sempre sulla stampa, l'assessore regionale Caner ha recentemente vantato una sostanziale tenuta del litorale rispetto al 2015, con una stagione importante in termini di arrivi e presenze, ma senza dati di dettaglio divisi tra località, il che può far supporre che Caule ha comunque ottenuto risultati più positivi delle realtà limitrofe. Ricordiamo anche la grande enfasi per l'accordo che ha visto ospite del comune di Caule il presidente della Federazione Scherma, che ha siglato con il commissario una partnership legata soprattutto alla valorizzazione del territorio, come si legge chiaramente sul sito della Federazione Scherma Italiana. La Federscherma nel contesto veneto e forte è ben rappresentata in questo territorio dal Circolo Scherma Mestre, che ha fatto la storia della scherma italiana. Questo sport sposa quindi perfettamente l'obiettivo di promozione del territorio e dimostrerà che Caule non è solo mare e spiaggia, ma anche una città accogliente, di grande cultura e con iniziative di spessore.
Nei periodi di bassa stagione sarà possibile ospitare a Caore migliaia di atleti con le loro famiglie, migliaia di tecnici e centinaia di arbitri. A questi risultati occorre aggiungere che Caore nella stagione appena terminata è entrata per la prima volta tra le prime 15 destinazioni al mare italiane più ricercate sul Trivago. Anche alla luce di questi risultati non si riesce a comprendere il perché della rinuncia del dottor Kornfeld, unitamente alle dimissioni rassegnate a maggio scorso dall'altro professionista dottor Robert Seppi. Come mai Caore in meno di 6 mesi perde entrambi i destination manager? Quali sono le ragioni e le responsabilità di questa situazione critica? Speriamo che sia doveroso mettere il Consiglio Comunale nelle condizioni di esaminare e discutere tutti gli aspetti della questione. In particolare viene chiesto al Sindaco, nella sua veste di Presidente della DMO, di relazionare in Consiglio Comunale su quali siano le strategie della DMO e quali misure saranno adottate per il superamento di questa fase di stallo. Sarà necessario, al fine di una completa rappresentazione dei fatti, prevedere l'audizione del dottor Kornfeld durante la seduta del Consiglio Comunale dedicata al tema. Seguono le firme dei 5 consiglieri comunali dei gruppi di minoranza. Quindi chiedo al Presidente se l'ultima delle nostre richieste, cioè avere la possibilità di avere qui presente oggi in Consiglio Comunale Aris Kornfeld, per sentire anche dalla sua diretta voce la rappresentazione della situazione dal suo punto di vista, che permette la disposizione del Consiglio e per poterla mettere a confronto con altre rappresentazioni che possono magari essere fornite, come viene chiesto in questa relazione illustrativa, innanzitutto crediamo dal Presidente della DMO, ossia dal Sindaco del Comune di Caorle, Striuli, come anche penso che un ruolo importante, una voce significativa e autorevole possa essere quella dell'assessore al turismo Alessandra Giusso, come anche potremmo avere la possibilità, crediamo sia utile sentire anche la voce del consigliere delegato al turismo Filippo Bortolussi. Quindi la parola a voi perché ci diate tanto per far capire se abbiamo la possibilità di ascoltare Kornfeld e quindi poi per sentire anche le vostre rappresentazioni dei fatti, della situazione e della prospettiva che ci attende fino avanti la gestione e il funzionamento della DMO, organo che ricordiamo essere nato a fine 2014 sulle ceneri dell'APT, ma anche con finalità diverse, in parte simili ma in parte diverse rispetto alle vecchie aziende di promozione turistica, un organo promosso dal Comune di Caorle, organo cui spetta la promozione e la gestione organizzata della voce principale economica della nostra località, cioè il turismo. Grazie. Noi abbiamo ritenuto non necessario convocare il dottor Kornfeld e pertanto la discussione si esaurirà all'interno del Consiglio Comunale. Io lascio la parola all'assessore Giusso. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora io in apertura di relazione di illustrazione vorrei intanto brevemente ricordare la cronistoria che vede la costituzione dell'OPD DMO Caorle. Questo organismo nasce proprio sotto il segno dell'amministrazione Striuli nel 2013, prima poi ufficialmente nel 2014, con compagine diverse dall'attuale, ma comunque è un organismo fortemente voluto dal sindaco Luciano Striuli e dall'allora assessore al turismo Giusto Francesco. Il DMO nasce dalle novità introdotte dalla legge regionale 11 del giugno 2013, a cui poi segue il provvedimento 2286 del 10 dicembre 2016 che stabilisce i criteri e le condizioni per l'attivazione a livello locale delle organizzazioni di gestione della destinazione e delle località turistiche. Il sindaco Luciano Striuli, una volta pubblicata la norma, si è da subito attivato con la loro consulta sul turismo, istituita ai sensi del regolamento sull'imposta di soggiorno, per attuare le direttive di questa legge 11. Arrivando a stendere un protocollo d'intesa dopo numerosi incontri, confronti con i vari attori, quindi il Comune di Caorle,
la Fondazione Città dello Sport, il Consorzio di Promozione Turistica, la Confcommercio, l'Associazione Albergatori, il Consorzio Venile di Cambio e la TIP. Protocollo che viene approvato in Consiglio Comunale con delibera 77 il 25 novembre 2014, poi siglato tra le parti il 12 dicembre dello stesso anno. Il 16 dicembre il Comune di Cambio procede tempestivamente alla richiesta presso la Regione per il riconoscimento dell'OGD, denominata DMO Caule, e con delibera di Giunta regionale 52 del 20 gennaio 2015 si ottiene il riconoscimento ufficiale di questo ente. Organismo che è stato creato, fortemente voluto dal Sindaco, come dicevo in apertura, che orgoglioso nel gennaio 2015 dichiarava che per la prima volta nella storia di Caule si ha la volontà uniforme manifestata da tutte le categorie che operano nel turismo in assoluto allineamento con quella che è la volontà dell'amministrazione. Per cui è stato un passo molto importante, un'apertura di confronto e di concertazione con tutte le amministrazioni allo stesso tavolo sedute assieme all'amministrazione comunale. Veniamo ora alla relazione che ha appena letto il consigliere Favaro. Allora, innanzitutto, tra i documenti ufficiali con i quali il dottor Alessandro, detto Alex Confen, è stato assunto, leggo che il professionista è stato incaricato di supporto consulenziale in qualità di coordinatore turistico della comunicazione. Quindi non è stato chiamato a traghettare Caule in chissà quale strana corrente del turismo, come avete detto in apertura della vostra relazione. In merito alla dichiarazione sull'impossibilità di contare su un reale portafoglio economico, ho già avuto modo di replicare nei giornali che questo mi sembra il vero motivo delle dimissioni del dottor Alex. Purtroppo, o per fortuna, nella pubblica amministrazione prima si approvano collegialmente i progetti e poi vengono elargite le relative risorse, non l'inverso come pretendeva il professionista. Lo so, a volte può sembrare una lungaggine burocratica, ma è l'unico sistema per garantire partecipazione e condivisione, visto che parliamo di risorse pubbliche. In merito invece all'asserito disinteressamento della pubblica amministrazione al lavoro del dottor Alex, devo dire che il nostro diretto interlocutore è sempre stato il Consorzio di Promozione Turistica, in quanto ente attuatore della DMO, non il professionista assunto direttamente dall'ente. Comunque l'abbiamo ricevuto molte volte, sia io l'ho sottoscritta, sia il sindaco che l'assessore allo sport Giuseppe Boarco. Abbiamo anche chiesto contezza del lavoro svolto fino al nostro insediamento e dello sviluppo di quali fossero le linee per lo sviluppo del futuro. Ma unico argomento del dottor Alex era sempre lamentarsi dei vari componenti della DMO e la preoccupazione del suo contratto in scadenza a settembre di questo stesso anno. La partnership con la scherma, veramente, qua avevo scritto, ha suscitato tanta enfasi. Ha suscitato così tanta enfasi che non è ancora pervenuta una proposta di attività dalla stessa Federazione dello Schermo del nostro territorio. Speriamo presto di poter agganciare un campionato, ci sta lavorando adesso l'assessore allo sport Boato, ma per ora non abbiamo ancora avuto nessun contatto. In merito alla scuola del viaggio, io non so se qualcuno di voi è stato a vedere quella settimana che sono stati nel nostro comune, se siete venuti a vedere le attività che svolgevano. La scuola del viaggio è un'associazione di viaggiatori, sono stati ospitati nella nostra località, hanno avuto la sala di rappresentanza gratuitamente per una settimana intera, al 23-30 luglio se non ricordo male, e non mi è chiaro quanto siano costate alle casse del consorzio. Io ho visto solo un aggregato di voci e sembra, insieme ad altre attività, che sia costata 22.000 euro. Per fortuna che ci hanno citato su un paio di pagine patinate, altrimenti veramente erano soldi buttati. I risultati positivi per il turismo che pubblica la Regione Veneto il 9 dicembre sono incoraggianti, è vero. Si stima l'1,3 in più per cento degli arrivi e il 2,6 delle presenze, ad esclusione del mondo balneare, dichiara l'assessore Caner, che ha pagato con pesanti cali al tempo di maggio-giugno, peraltro poi recuperati con un sostanziale pareggio. I vacanzieri amano sempre più il Veneto, commenta l'assessore Caner, e la nostra offerta in questi mesi si è mostrata attrattiva e capace di contrastare un quadro generale negativo, la crisi economica che morde, con il terrorismo che può aver spinto più di qualcuno a non viaggiare. Questi sono i dati per ora a disposizione. Non abbiamo dati che indicano per Caule un risultato più positivo delle realtà limitrofe, come affermate nella vostra relazione. Magari fosse così.
L'assessore regionale del turismo fa notare poi che la differenza la fanno proprio gli operatori. La professionalità degli stessi, l'abbinamento sempre più forte tra enogastronomia, storia, arte e qualità paesaggistiche sono le fondamentali risorse per far decollare un'attività turistica. Le stesse motivazioni vedono la nomina di Cavoli tra le 15 località più ricercate su Trivago. Quindi io ufficialmente non trovo nessun dato riconducibile alla permanenza, nessun dato positivo riconducibile alla permanenza del dottor Alex nella nostra località per la stagione estiva. Tra l'altro, nelle dimissioni protocollate il venerdì 23 settembre dal dottor Alex Confe, lo stesso dichiara di non aver potuto lavorare nel mese di aprile. Ricordo che è stato assunto il 1° aprile il dottor Confe. Lui dichiara di non aver potuto lavorare nel mese di aprile per lotte interne alla DMO che hanno portato le dimissioni di Robert Seppi dall'incarico di Destination Manager e le dimissioni di Luca Manzini dall'incarico di consigliere del consorzio di promozione turistica. In maggio poi dichiara di aver lavorato con il freno a mano in attesa della nuova amministrazione, mentre nei mesi di giugno e luglio vede Eugenio Padovesi, presidente dell'Associazione Albergatori di Caule, dimettersi dal ruolo di coordinatore della parte privata della DMO e gli incontri in seno alla DMO sono stati pochissimi. Nel mese poi di agosto ha ascoltato il presidente FIEP Gianni Busso dire che la DMO è morta. Mi chiedo allora come faccia il dottor Alex a vantarsi dei risultati che la località di Caule ha ottenuto. Sulle dimissioni invece del consulente Robert Seppi possiamo solo riportarvi quanto noi riferito in prima adunata della DMO il 16 giugno 2016. Il dottor Seppi si è dimesso a maggio, per cui noi non l'abbiamo nemmeno conosciuto. A seguito della sottoscrizione degli incarichi, dopo un breve periodo di convivenza, il signor Seppi, per motivi personali, ha formalizzato le proprie dimissioni dall'incarico tramite mail, a seguito di alcune diversità di vedute sulla realizzazione del logo, nonché della rottura del rapporto fiduciario. E questo lo trovate scritto nel verbale della DMO del 16 giugno 2016. E qui concludo dicendovi, cari consiglieri, che non è così che pensiamo di fare turismo noi. Noi vogliamo chiudere con questa parte polemica, sterile, inutile. Abbiamo già sentito buona parte dei componenti della DMO, sono allineati con l'amministrazione, vogliono procedere, vogliono fare turismo e in accordo con noi vogliono chiudere questa pagina che davvero non porta a nulla per la nostra località Caule. Vogliono intraprendere la strada insieme a noi per sviluppare il Destination Plan che è stato adottato dalla Giunta regionale il 24 marzo 2016. Destination Plan che deve essere riempito con contenuti concreti che pianificano il turismo cercando di raggiungere quegli obiettivi generali che vi erano stati prefissati. Grazie. Capogruppo Miondo. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Sì, il senso del Consiglio di oggi abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole dell'Assessore, è proprio quello di fare il punto, nel senso che noi siamo stati abbastanza allarmati, non tanto per le questioni e le motivazioni personali del Destination Manager che ha lasciato questa avventura, ma perché del fatto che abbiamo preso dai giornali abbiamo interpretato dalle letture dei giornali che vi è una certa tensione all'interno della DMO, una tensione tale addirittura da spingere il Presidente a muovere o a ipotizzare di muovere delle azioni legali nei confronti di una ipotetica rivalsa per il lavoro, per il mancato adempimento contrattuale se non è male appreso. Quello che ci preoccupa è capire come mai la DMO non riesce a decollare, se l'amministrazione ha intenzione di proseguire con quanto è stato seminato fino ad oggi e quanto è stato prodotto, se vi è solo un giudizio negativo sul lavoro svolto, oppure se c'è da tenere buona una parte di lavoro da proseguire, come mi pare di aver colto dalle parole dell'assessore, per proseguire su una direzione continuativa rispetto a quanto fatto fino ad oggi. E ancora ci interesserebbe capire se è proprio la figura del Destination Manager che viene messa in discussione, oppure se sono queste due esperienze che sono state due esperienze sfortunate, chiamiamole così, e quindi l'amministrazione ha intenzione di
per riconoscere un nuovo manager capace di portare avanti queste iniziative di programmazione. Quindi vorrei spostare un po' l'attenzione, diciamo, sul caso specifico del signor Conklin, per invece cercare di cogliere l'occasione di oggi e fare un punto e capire bene quali sono le linee di programmazione per il futuro destino di questa città, anche a Sommeline ovviamente, perché abbiamo appreso che ancora questo piano di destinazione non è completo, non è formulato al di là del metodo con compiutezza di contenuti. Però ci piacerebbe capire se sotto il profilo del turismo siamo in una situazione alla totale deriva, così come appare dalla lettura dei giornali, che mostrano probabilmente però un zelante lavoro anche dei giornalisti, mostrano l'aspetto più polemico della questione, ma ci piacerebbe proprio capire qual è il senso che l'amministrazione dà, l'amministrazione intesa come il sindaco che è presidente di del DMO, in questa partita, cioè ci vuole stare, ci crede e con quali tipi di linee di indirizzo. Questo, diciamo, sarebbe il tema più proficuo per questa discussione. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, grazie. Ok, allora Assessore Giusso, prego. Sì, ecco, per rispondere al consigliere Miollo, intanto ringrazio che spostiamo l'attenzione da una polemica inutile, da un professionista che insomma ormai non è più qua in Caule, e in quanto a contenuti devo dire la verità che noi ci stiamo lavorando, abbiamo già incontrato i vari componenti della DMO, in questi giorni dobbiamo convocarne una prossima. Abbiamo anche il Presidente del Consorcio che è all'estero per un corso di studio in questi giorni, quindi siamo in attesa anche della sua figura e del suo apporto. Naturalmente del lavoro fatto noi teniamo il Destination Plan. Il Destination Plan aveva un respiro triennale, è stato approvato a marzo dalla Regione Veneto, è stato il primo Destination Plan di tutta la Regione Veneto ad essere approvato, per cui noi siamo orgogliosi del lavoro fatto fin qui svolto. Naturalmente il Destination Plan posso un po' paragonarlo al PAT, è un contenitore, finché non viene riempito di vari contenuti è troppo generico per dare le linee strategiche operative. Nel Destination Plan l'obiettivo principale si dice che si vuole riqualificare, rigenerare qualitativamente la destinazione, anche introducendo innovazioni di prodotto e di processo nel sistema turistico locale. Poi vengono elencati una serie di obiettivi specifici, una serie di azioni che non sono ancora stati messi in campo e non sono ancora stati sviluppati. Quindi è un documento, questo, di partenza, valido, sul quale dobbiamo lavorare e implementarlo e svilupparlo. Per cui noi il lavoro lo teniamo tutto. Naturalmente non vogliamo un lavoro a spot, vogliamo un lavoro corposo, generale, che già illustri fin dall'inizio quelle che saranno le spese e come verranno suddivise le spese, perché non è possibile che io chiedo contezza di una spesa, come verranno spesi per una progettualità e mi venga risposto è un work in progress. Io non so se voi a casa vostra prima affidate i soldi a un'impresa, dopo l'impresa vi dirà man mano che vado avanti vi dico. Non funziona così, soprattutto nella pubblica amministrazione. Noi vogliamo avere le idee chiare, sono soldi pubblici, soprattutto minoranze sapete bene come controllate i bilanci e così stiamo facendo anche noi, vogliamo avere contezza di tutto e vogliamo avere una visione del futuro, quindi idee chiare. Sì, sulla figura di un nuovo destination manager, quindi avete qualche ipotesi oppure no? Grazie Presidente. Ancora non abbiamo ipotesi, ma naturalmente la figura sarà necessaria, anche perché dalle novità che sono emerse dall'incontro fatto a settembre in Regione con l'assessore Caner, la Regione già ha annunciato che sobbarcherà il 50% delle spese del destination di ogni territorio, per cui è una figura che ci vuole, anche perché è un professionista che non possiamo improvvisarci nessuno di noi, quindi è una figura che verrà individuata, adesso naturalmente questa sarà fase di consultazione anche con la DMO.
Altri interventi? Capogruppo Favaro? Sì, ringrazio l'assessore anch'io, però io vorrei ritornare sulla questione destination manager, non tanto perché ci interessi prendere le difese di questo professionista che è già bravo, il suo curriculum parla da solo e comunque è in grado senza dubbio di difendersi rispetto agli attacchi. Certo dispiace sentire l'assessore al turismo di una importante località turistica come Caorle banalizzare nel descrivere il lavoro che noi pensiamo sia un lavoro di qualità, un lavoro che ha prodotto, poi abbiamo scritto, i risultati. Certo non sono risultati sconvolgenti, comunque sono dei risultati concreti, e va detto e va precisato che questo professionista aveva un incarico di 3 anni, sarebbe scaduto quindi partito ad aprile di quest'anno e sarebbe terminato ad aprile del 2019, e quindi non è in scadenza di contratto, non ci risulta, non aveva nessuna diciamo precarietà dal punto di vista del suo incarico, anzi il suo incarico era proprio agli inizi, a ottobre aveva completato il primo semestre. E dispiace, sentire un assessore che banalizza, che diminuisce un lavoro senza peraltro dare la possibilità di replica al diretto interessato, perché è abbastanza facile dire così dalle spalle senza poi avere qui la persona che sia in grado direttamente di rispondere, perché quando si dice che non è stata fornita contezza sui numeri, sulle spese, su quanto effettivamente sia costata una determinata azione, eccetera, bisognerebbe appunto, anche per questo motivo avevamo chiesto la presenza di Conte. Allora, dicevo, non ci interessa difendere la persona in sé, ci dispiace vedere degli attacchi senza una possibilità di replica e comunque riteniamo che questo episodio sia un episodio non ci interessa gli strascichi di polemiche che ne sono scaturiti, quanto invece il fatto che sembra, per le dichiarazioni che ha fatto e poi per le risposte piuttosto violente che ha ricevuto questa persona dal sindaco, dall'assessore, questa persona nel dare le dimissioni ha svelato, ha tolto un velo su una situazione che fino a ieri sembrava fosse pacifica e tranquilla, cioè i rapporti, la gestione all'interno della DMO tra i vari attori componenti della DMO, situazione che invece così tranquilla non è. E nelle dichiarazioni fatte da Confend sembra che il problema principale stia proprio nel ruolo, o nel mancato ruolo, nell'assenza in questi primi 4 mesi dal suo insediamento dell'amministrazione comunale, in particolare della figura del presidente della DMO. Allora, siccome comunque noi abbiamo preso contatti con questo professionista, io credo sia utile leggere qui una breve lettera che lui ha pensato visto che è considerato che non poteva esserci la sua presenza, ha pensato di indirizzare al primo cittadino di Caorle e ai consiglieri comunali di Caorle, assessori, e al consigliere con delega al turismo, e do lettura di una paginetta che può essere, mettere i puntini sulle i, quindi illuminante rispetto ad alcuni passaggi. Porta la data di oggi. Egregi, in relazione al Consiglio Comunale straordinario previsto oggi, martedì alle ore 18 a Caorle, presso il centro civico, sul caso oggi di DMO Caorle, che mi vede coinvolto, dichiaro quanto segue. Le mie relazioni col Consorzio di Promozione Turistica Caorle Venezia Orientale e del suo presidente Marco Catto, con Ascom Caorle e del suo presidente Corrado Sandrin, con H e del suo presidente Eugenio Padovese, sono ottime e godono di buona salute. Altresì nessuno di loro, tantomeno il Consorzio di Promozione Turistica, ha intenzione di sporgere querela nei miei confronti. Il contratto in essere col
consorzio di promozione turistica è un contratto triennale che prevede con un preavviso di 3 mesi la rescissione dello stesso da ambo le parti. Pertanto opero come e più di prima per il bene di Capre e a testimonianza di ciò cito il fatto che la Confcommercio Veneto mi vede coinvolto ora nella realizzazione di bandi assieme a Chiave e Servizi, ente accreditato per il bene della filiera turistica e dei commercianti in generale di Capre. Ho rinunciato all'incarico perché negli ultimi 4 mesi non sono mai riuscito a parlare di strategie operative né con il presidente della DMO né con il sindaco Friuli, né con l'assessore Giusso che mai ha risposto alle mie mail. Quindi ripeto, negli ultimi 4 mesi non sono mai riuscito a parlare di strategie operative con il presidente e con l'assessore Giusso. Il lavoro operativo si svolge ora, non d'estate, e sinceramente farlo con il telecomando da Trieste e da Milano sarebbe stato poco produttivo. In questi pochi mesi sono fiero di essere riuscito a fare molte cose per il bene di Capre, molte altre ne avevo in cantiere in virtù delle mie conoscenze, ma visto che lo sport in questa cittadina conta ed il calcio ne è stato un recente protagonista, una partita dura 90 minuti. Paragonate il contratto triennale ad essere giudicato e diffamato sulla stampa per i soli 15 minuti che ho potuto giocare da chi non vanta nessuna esperienza accademica né sul campo in materia turistica, non mi ha fatto piacere e mi difenderò. Questo è quanto. Con stima e con augurio che Capre possa meritarsi un turismo consono alla sua tradizione, distinti saluti e buon lavoro. Firmato Alex Conte. Ecco, quindi certo tutti noi vogliamo che sia chiusa rapidamente questa fase, però dobbiamo sviscerare a fondo quel che è successo, proprio perché per capire cosa non funziona e proprio perché vogliamo che in futuro le cose possano funzionare meglio. È abbastanza semplice e comodo liquidare così la questione dicendo va bene, il professionista è in scadenza di contratto, perché non è vero, questa è una falsità, non è in scadenza di contratto, il professionista aveva ancora 2 anni e mezzo di incarico davanti a sé, non aveva nessuna fregola di vedersi rinnovare un contratto in scadenza, aveva semplicemente l'interesse, per come l'abbiamo interpretata noi, l'interesse a poter lavorare bene, però da come si era rapportato innanzitutto con l'amministrazione comunale, il sindaco e con l'assessore al turismo, si è reso conto che queste condizioni per poter lavorare bene non c'erano, perché l'amministrazione innanzitutto ha rimesso in discussione gli impegni che il commissario Puma si era preso nei confronti del consorzio di promozione e nei confronti dell'ASPO, impegni che si traducevano in un contributo di 40.000 euro circa più IVA per l'ASPO e 40.000 euro circa più IVA per il consorzio di promozione, a fronte di 2 progettualità presentate da questi 2 enti, da questi 2 soggetti, progettualità approvate in seno alla DMO e su cui il Comune, la persona del commissario Puma, si era assunto degli impegni. Ora, la nuova amministrazione che poi si è insediata successivamente, questi impegni li ha mantenuti, perché è evidente che anche questo è un elemento importante. Se l'amministrazione non mette a disposizione le risorse su una progettualità, ripeto, non risorse messe come viene descritto da voi, richieste su un'ipotesi di progettuale, ma in realtà sono risorse che sono state messe a disposizione a fronte di un progetto approvato dalla DMO stessa, di 2 progetti anzi, che prevedevano tutta una serie di azioni. Io credo che ad un certo punto chiunque, non solo in queste condizioni, si sarebbe defilato, perché non ci sono le condizioni per lavorare. Allora ci chiediamo perché questa assenza, questa latitanza dell'amministrazione. Cosa ha fatto in questi 4 mesi il presidente della DMO, l'assessore al turismo, rispetto al funzionamento della DMO? Voi dite, noi ci rapportiamo col consorzio di promozione, non ci rapportiamo col singolo professionista. Sì, ma se il consorzio ha individuato questa figura come destination manager,
chiaro che lui è l'interlocutore che rappresenta poi tutta la compagine della DMO. L'interlocutore operativo, colui il quale è chiamato a realizzare i progetti, a realizzare le azioni. E quindi voi, non rapportandovi con lui, è chiaro che si paralizza tutto, che tutto va in una fase di stallo al punto da indurre questa persona alle dimissioni. Quindi potremmo anche chiamare un nuovo destination manager, magari anche più bravo, più titolato rispetto ai due che abbiamo sperimentato. Però se le condizioni rimangono queste, non facciamo tanta strada. E questo a danno di Caude e della sua industria economica principale, l'industria turistica. Assessore Drusso. Rispondo subito in merito all'ultimo punto che ha toccato. Intanto sull'assenza della presenza dell'amministrazione, questo è un dire di Alex e non lo diamo per dato di fatto, perché ho già detto nelle premesse che più volte l'ho incontrato io, più volte l'ha incontrato l'assessore, l'ha incontrato l'assessore allo sport Giuseppe Boato. È che incontrarsi per parlare è poco. Solo a settembre, il 5 settembre una e il 17 settembre un'altra, sono arrivate 2 relazioni a firma di ASCO e di Consorzio come enti attuatori già passati in DMO. Solo in settembre sono arrivate 2 relazioni. Neanche il tempo di portarle in giunta, di relazionare con la giunta o fare una maggioranza, e il signor Alex si dimette. Quindi non parliamo di latitanza dell'amministrazione perché è assolutamente falso. Ci sono verbali che parlano, ci sono incontri che parlano. Per cui l'unico documento che è giunto all'amministrazione, ripeto, uno è datato 5 settembre e uno il 17 settembre e li ho qua. E questi sono documenti che parlano, poi li troverete verbali, potete fare l'accesso agli atti. Per quel che riguarda le 2 progettualità approvate ancora sotto il commissariamento, sono state approvate il 3 giugno. Il 5 giugno c'erano le elezioni, tutti dicevano che a maggio non si lavorava in attesa della nuova amministrazione. In realtà sono state fatte delle delibere e 2 di queste delibere qua fanno uscire 100.000 euro dalla tassa di soggiorno per portarli ai 2 enti attuatori della DMO. Benissimo, erano anche già state suddivise le spese, il 25% alla sottoscrizione, il 50% il 31 agosto, previa verifica dei conti. Non abbiamo avuto verifica dei conti, abbiamo chiesto di poter chiudere, di poter sospendere le progettualità, i pagamenti e di verificare con i 2 enti attuatori il punto di sviluppo di questi progetti. Dopo, francamente, personalmente, ma potrei anche non dirlo, una paginetta che spiega una progettualità da 50.000 euro mi sembra un po' poco, anche perché i contenuti di questa progettualità parlavano solo di implementazione dell'attività della DMO. Io ho chiesto spiegazione e credo, in qualità di assessore al turismo, in qualità di consigliere che viene in questa assise a votare il piano, il PED, il bilancio del comune, credo di avere il diritto di spiegazioni. Ma questo nulla toglie che quelle progettualità possano essere sviluppate perché i soldi, i fondi ci sono ancora. Per quel che riguarda i componenti della DMO, posso assicurare, consigliere Favaro, che i rapporti sono assolutamente sereni, la voglia di lavorare c'è e abbiamo anche fretta di metterci a lavorare, per cui che Alex arrivi a svelare chissà che strani problemi, che sotterfugi, assolutamente questa è una barzelletta che neanche nei cartoni animati possiamo vedere. Poi lei accennava alla scadenza di contratto. Allora, Alex, è vero che ha un contratto triennale, ma il suo compenso è stato stabilito solo per la prima annualità fino al 30 settembre 2016 e è riportato anche in un paio di relazioni che ha sottoscritto Alex, chiede continuamente cosa succederà dopo il 30 settembre 2016. Io chiedevo conti, chiedevo progettualità, lui mi parlava di cosa sarà del suo contratto dopo il 30 settembre. Naturalmente non sono in grado io di rispondere, c'è una DMO, c'è un collegio, una SIS che decide in base naturalmente alle progettualità presentate. Sul fatto di colpire le spalle Alex, assolutamente, lei ha fatto il ruolo dell'avvocato, ma credo che Alex non ne abbia assolutamente bisogno. Il dottor Alex, la mattina che si è dimesso, quindi il 23 settembre, l'ho incontrato in comune, ci siamo incontrati, mi ha spiegato che voleva valutare assieme ai dirigenti la possibilità di uscire dal contratto che lo vedeva legato al consorzio, che è sembrato anche diciamo,
avesse qualche remora. Naturalmente lui mi parlava anche di qualche lavoro che aveva in piedi in altre parti d'Italia. Io sinceramente ho detto Alex, vedi tu, facciamo, scelte, parliamo. Ma sapete vero che il giorno prima forse le stesse confidenze le aveva fatte qualche altro componente della DMO, al quale poi alla fine erano convenuti di trovare una soluzione e poi di procedere e di andare avanti. In realtà, poche ore dopo, un paio d'ore dopo, trovo una PEC nella mia casella di posta, vedo le dimissioni dall'incarico e vedo le motivazioni che sono ben diverse da quelle che mi aveva espresso a quattro occhi. Quindi questa è la realtà, la versione oggettiva nostra dei fatti. Dopodiché io spero di chiudere questa pagina e davvero di poter incontrare tutti i componenti del DMO e di procedere il nostro lavoro perché abbiamo tanto da fare. Grazie. Altri interventi? Chiude il sindaco. Chiudo solo per puntualizzare alcuni passaggi perché credo che l'intervento dell'assessore Giusso sia più che consistente ed esauriente. Salto però un po' qua e là perché non mi ero preparato per relazione in risposta. Allora, parto da quest'ultimo concetto anch'io sulla questione del contratto che questo privato ha con un soggetto privato, perché questo ex DM non ha un contratto con la pubblica amministrazione, ha un contratto con un consorzio privato che è il consorzio di promozione, per il quale non c'è la pubblica amministrazione da un po' di tempo. Il consorzio è un soggetto produttore di un protocollo d'intesa che si chiama DMO dove dentro c'è l'amministrazione, quindi siamo molto lontani da parlare di un soggetto che deve avere una relazione diretta con l'amministrazione. Del resto pensiamo che questa persona, io nemmeno l'ho conosciuta, e nel momento in cui mi sono insediato sindaco nel giugno scorso, la prima cosa che ho fatto è convocare una riunione della DMO per conoscere chi fosse questo destination manager, dopo che alcuni mesi prima si era praticamente dimesso il dottor Seppi. E io vorrei partire proprio dalle dimissioni di Seppi, perché la stampa non ha reso giustizia di cosa successe a suo tempo, no? Allora, in quella prima occasione della riunione della DMO, si vota poco dopo le elezioni, ho chiesto a tutti i componenti della DMO di spiegarmi come mai il dottor Seppi si fosse dimesso, ma nessuno è stato in grado di spiegarmelo nella verità, nella realtà, perché molti sono rafforzati sugli specchi, altri hanno dato risposte tautologiche fine a se stessi ma senza un contenuto. Allora sono andato ad acquisire io, avete pazienza che lo cerco, la lettera con la quale il dottor Seppi ha dato le dimissioni e l'aveva protocollata anche all'allora segretario del commissario. E scrive, siamo il 29 aprile, mi spiace molto di quanto deciso senza mia presenza, quindi deciso dalla DMO suppongo, no? E soprattutto senza tener conto di un confronto dialettico, diretto e professionale delle indicazioni tecniche ed esperienziali espresse nella mia proposta. L'unica concreta che personalmente mi risulta sia stata formulata per iscritto. Per favorire un vero salto di qualità metodologico e turistico, in cui Caule con la neocostituita DMO avrei potuto dimostrare saper fare. Non desidero aggiungere altro, sono quello di dichiararmi decisamente non d'accordo con le decisioni da voi prese e con questo rassegno le mie dimissioni irrevocabili, in quanto ritengo di essere la persona meno idonea professionalmente per dare un vero impulso di rinnovamento professionale e turistico alla governance di Caule. Rientrerò dalla Spagna domenica 1 maggio sera, resta inteso che verrò a Caule il 15 maggio senza la presenza del professor Benincasa, come preannunciato per liberare l'appartamento per cui vi prego di dare formale disdetta e chiudere definitivamente il mio formale rapporto di collaborazione. Cordiale saluto, dottor Albersetti. Questo per rispondere alla richiesta della minoranza di capire anche perché si è dimesso il primo DM. In questa riunione dell'OGD chiedo dunque di spiegarmi come mai si dimette anche il secondo manager di destinazione, quindi si dimette il primo manager di destinazione. Io ho fornito una risposta così, tanto logica alla fine, perché nessuno
nessuno me lo dice, e qui si capisce che c'erano dei contrasti su delle decisioni prese in sua assenza, prese dalla DMO. Altro non è lecito capire. Nella prima riunione della OCD faccio convocare il dottor Kronfeld. Faccio convocare per conoscerlo, perché non lo conosco, al di là del fatto che lo vedevo per strada piuttosto preso, no? Durante il periodo della campagna elettorale, che correva a destra e a sinistra, fare fotografie, fare video, eccetera. Lo volevo conoscere perché non lo conoscevo, l'ho convocato e ha fatto quelle che erano le sue dichiarazioni. Nell'intesa alla pubblica amministrazione questo XDM è sconosciuto. Il contratto lo lega un consorzio privato che è un soggetto autore di un protocollo d'intesa. È sconosciuto, tant'è che in amministrazione non avevamo copia del contratto, non sapevamo i compensi, le modalità di pagamento, perché comunque il consorzio che vi doveva provvedere. Allora ho provveduto a far scrivere dagli uffici due lettere, non sapendo se il soggetto fosse legato contrattualmente alla Ascom, al commercio, oppure fosse legato contrattualmente al soggetto attuatore che è il consorzio di promozione. Ascom mi risponde che loro non sanno chi è, non lettura, comunica che al momento non sussiste alcun contratto di collaborazione con questo soggetto. Il consorzio di promozione invece risponde che sussiste un contratto che lega questo soggetto al consorzio, lo definisce coordinatore turistico della comunicazione con supporto consulenziale di communication management. Nell'allegare il contratto, il consorzio ci allega anche il contratto dell'altro destination manager, quello che se n'era andato un po' prima, il dottor Seppi, il quale aveva un ruolo sensibilmente diverso, i due ruoli si compenetravano. Andando a vedere, come ha già anticipato l'assessore Giusso, andando a vedere questo contratto, non è vero che se tu consiglia di farlo, il contratto avesse respiro triennale, è vero che fosse per il consorzio, ma non certo per la pubblica amministrazione che come dico è autorizzato solo un anno. Se poi il consorzio si è contrattualmente impegnato con il DM per 3 anni, questo è un problema del consorzio, non della pubblica amministrazione, tant'è che se lei, visto che ha fatto l'istanza di accesso agli atti, ha potuto esaminare questo contratto, trova che solo per il primo anno il compenso è determinato e poi per il secondo e il terzo anno il compenso era tutto da vedere, c'è scritto. Tutto a vedere perché comunque non ho mai autorizzato la cosa. Parlando invece delle due delibere, secondo me totalmente inopportune quelle due delibere fatte a 2 giorni dalle elezioni, perché a seconda di chi diceva delle elezioni poteva dare un'impostazione diversa per avere la strategia sul turismo. Ad ogni modo ce le siamo trovate, 2 delibere che di fatto danno 100.000 euro a Confcommercio e al consorzio di promozione, fatte 2 giorni prima del voto. Rispetto a queste delibere abbiamo chiesto chiarimenti. Come mai, cos'è, cosa è stato fatto, ma penso che sia legittimo, l'ha detto l'assessore Borso, non è che i soldi pubblici si regalano. O c'è un progetto e nel momento in cui abbiamo capito che questo progetto ha avuto degli stati di avanzamento dei lavori, allora si possono erogare i quattrini. Sono denaro pubblico, sono denari dei cittadini, non vanno regalati, soprattutto in assenza di progettualità. Quando abbiamo chiesto queste 2 delibere, direi di contezza, perché poi effettivamente lei ha fatto istanza di accesso agli atti anche questa mattina, chiedendo di dire se sono stati rispettati gli accordi di pagamento, cioè il 25% l'accordo, il 50% il 1 agosto, eccetera, eccetera. Sì, la prima tranche è stata pagata da altri, ma la seconda tranche l'abbiamo bloccata, non abbiamo voluto il pagamento, perché nel momento in cui abbiamo chiesto di renderci conto di cosa era stato fatto, la risposta è stata molto generica. Allora abbiamo riscritto per 3 volte chiedendo che ci fosse data contezza nel dettaglio se effettivamente questa progettualità era aria fritta oppure aveva prodotto qualche risultato. Ad oggi io sto ancora aspettando la risposta. Io non ho ad oggi ancora la risposta a questo. Non è vero poi, a prescindere dal ruolo che questo XDM aveva e con chi si doveva relazionare, che questo non sia mai stato ricevuto. Io ho ricevuto 2 volte, in occasione della prima riunione di e in occasione di un appuntamento presso l'ufficio dove è rimasto
ancora com'è. È stato ricevuto per 5 o 6 volte dall'assessore Giusso e sicuramente 1 o 2 volte dall'assessore Boato. È stato ricevuto per certi dirigenti in questo periodo. Quindi non può lamentarsi che non è stato ricevuto dalla pubblica amministrazione. Una cosa va detta peraltro, che in questo momento di scontro probabile che c'è stato durante l'anno di commissariamento, vista l'assenza di politica della DMO, perché di fatto il commissario aveva delegato un po' ai dirigenti, un po' alla componente privata. Di fatto questa assenza di guida ha determinato anche quelle sinergie che poi hanno riportato una guerra in Castiglia. Questo è successo. Questo è successo alla fine, che ha portato alla decisione di LGD. E a me spiace sentire, leggere sui giornali cose non vere, perché dopo che lui si è dimesso, e l'ha fatto con una PEC di cui l'assessore Giusso ha dato sostanziale lettura, perché ha fatto una sintesi, che è un po' più articolata, peraltro, un po' più articolata, io ho replicato che era strana una cosa, no? Che le dimissioni arrivavano all'indomani del pagamento dell'ultima tranche a lui secondo il contratto che si aveva con consorte per costruzione. Quindi oggi il caso domani mi dimetto, purtroppo comodo forse, quando io sono ancora in attesa di avere una reazione sul lavoro che è stato fatto, su quello che ho chiesto, sul fatto che forse è affitto che fosse un contenuto. Ma mai ho usato le parole che poi un titolo di uno dei due giornali ha riportato sin da Bottarella, no? Me l'ho detto anche lui personalmente in un'occasione piuttosto accesa in un bar vicino al municipio, dove ci siamo casualmente trovati. Non è vero, io non ho mai parlato per nessuno. E gli ho detto, tu che sei giornalista da 30 anni, o un pubblicista da 30 anni, vai a vedere il comunicato stampa che io ho fatto, perché io ho partito il comunicato stampa e l'ufficio stampa del comune, e leggi tutte le cose, non parlate solo sui contenuti di un giornale, o in questo caso non parlo su tutto il giornale, ma sul titolo di quel giornale. Cosa che non so se ha fatto e comunque nemmeno mi interessa in questo momento, perché comunque è comunicato per dimostrare. In quel comunicato stava scritto che mi riservavo, come Presidente della DMO, di portare all'attenzione della Giunta, di valutare se in OGD era il caso di parlare se ci fossero stati presupposti giuridici per un'eventuale di risoluzione contrattuale in danno o allora il soggetto fosse stato inadempiente. Tant'è che la cosa non è stata ancora fatta perché non ho ancora i dati, nessuno mi ha comunicato cosa ha fatto. Io non posso sapere cosa lui ha fatto, non ho riscontri in amministrazione. Sto aspettando che il consorzio di promozione, in questo momento il Presidente Resta per me, immagino che prima o poi tornerà nel nostro Paese a rispondermi a questa lettera che già abbiamo mandato un mese fa. A distanza di 2 mesi, come io ancora non saprò quali sono le cose che questo XTM ha fatto per il turismo di Trano. Nel momento in cui arriverà la risposta, valuteremo se proporre alla Giunta, che proporrà l'OGD, perché l'azione contrattuale ma in capo al soggetto titolare della contrattualità, perché non sarà mica la Giunta a decidere se fa caso o caso a una persona o no. Nemmeno la Giunta, è il consorzio che dovrebbe valutare le cose. È un problema del consorzio, noi possiamo solo chiedere, il consorzio farà le sue valutazioni. Ecco, al di là delle polemiche che spesso il consigliere Flavio porta in terreno di confronto su questo, pensavo di parlare un po' di turismo questa sera, invece abbiamo parlato di, come al solito, di questioni personali. Io chiudo dicendo 2 cose. La prima è che l'OGD è una bella realtà, dove nel futuro probabilmente un contenuto profondamente diverso da quello attuale. La seconda è che ci sarà comunque un manager di destinazione che dovrà essere espressione di tutte le componenti, che potrà essere espressione di una parte della parte privata, come dovrà essere espressione della sua pubblica amministrazione. Sarà un manager di destinazione che sarà espressione dell'intero cittadino della condiviso e si lavorerà fino a quando si troverà. Per quanto riguarda poi cosa stiamo facendo, visto che lei Favaro ha detto, il consigliere Favaro ha detto che non stiamo facendo niente, che il Presidente della DMO non ha fatto niente, l'assessore non ha fatto niente, il consigliere delegato nessuno ha fatto niente, qui no? Non trovo corretto ancora una volta da parte sua questo tipo di impostazione, perché io personalmente in rapporti con la Regione ho incontrato 5 volte l'assessore Canera. Una delle occasioni ultime è stato il confronto da parte dei DMO a livello regionale, per il quale ci siamo trovati a Mestre, abbiamo ragionato sul futuro dell'OGD, sul futuro del turismo regionale,
Abbiamo parlato in quell'occasione, come ha anticipato l'assessore Russo, che l'assessore Caner ci ha anticipato che per il prossimo anno intendono mettere a bilancio il 50% dei costi di ITM di tutte le OGD per chi le ha già costituite. Ma i rapporti, ad esempio, interni all'OGD sono stati portati avanti in questo periodo dall'assessore Russo, che come l'ha stessa anticipato ha ripetutamente incontrato i componenti politici. Nessuno vuole banalizzare l'attività resa dall'XDM, sto solo aspettando di capire cosa è stato fatto, lo vorrei descritto, lo vorrei dal consorzio, nel momento in cui il consorzio dirà cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, poi andremo a vedere un po' le nostre valutazioni, ecco. Però insomma l'OGD l'ho mantenuta, la partnership pubblico-privato è un elemento fondamentale perché sia basato su presupposti sostanziali corretti, non è che la componente pubblica mette i soldi nel posto di soggiorno, parliamoci chiaro, e la componente privata decide solo dove vanno a finire, no? Ci vuole una sinergia, ci vuole un supporto logistico, ci vuole una programmazione assieme. Questo piano che la Regione ci ha approvato bisogna che diventi un contenuto, quindi ci vogliono idee, ci vuole forza lavoro, non ci vogliono solo i soldi. Se non ci sono altri interventi, io dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti.